L'epidemia coronavirus ha spazzato via anche le spese versate dalle famiglie per le gite scolastiche, spese di vacanzieri, lavoratori che rischiano adesso di non ricevere neanche il rimborso dei loro biglietti aerei. Ed infatti si sperava che il decreto Cura Italia avrebbe fatto chiarezza sui diritti dei viaggiatori ed invece, come al solito, molta confusione e poca chiarezza. Su alcuni punti, come il rimborso delle gite scolastiche, saltate l'articolo del Cura Italia fa riferimento alla possibilità di chiedere il rimborso delle somme già versate oppure, in alternativa, un pacchetto di valore uguale o superiore o un voucher dell'importo già pagato valido un anno. In sintesi, soldi restituiti niente, ma un voucher da utilizzare entro un anno. Le agenzie di viaggi, i tour operator si difendono, nessuno vuole ridurre i diritti dei viaggiatori, ma anche noi stiamo vivendo una fase terribile. Se le compagnie aeree ed alberghi, per esempio, rimborsano le agenzie con dei voucher, noi non possiamo rimborsare i viaggiatori con dei contanti, perché non abbiamo liquidità. È il cane che si morde la coda, ma a pagare sono sempre i cittadini purtroppo. Ed infatti le associazioni dei consumatori hanno cavalcato il problema cercando di trovare soluzione. Hanno chiesto di tutelare i sacrosanti diritti delle famiglie che dopo l'annullamento delle gite scolastiche dei loro figli si sono viste recapitare dei voucher validi un anno. Un'ipotesi che potrebbe avere pure un senso, dice Federconsumatori, per gli studenti delle classi intermedie, che con il buono potrebbero fare il viaggio di istruzione l'anno prossimo, ma per quelle terminali l'Unione Europea è schierata con le compagnie aeree che hanno cancellato migliaia di voli ed ora, in crisi nera, non vogliono rimborsare i biglietti ma dare loro il contentino del voucher. Il decreto Cura Italia consente alle compagnie di trasporto di imporre voucher ai clienti che avevano prenotato, mentre il regolamento europeo prevede che se la società di trasporto a cancellare il viaggio, il passeggero debba essere libero di scegliere tra rimborso o voucher, cioè un buono dello stesso valore da utilizzare entro un certo periodo di tempo. Dunque, le compagnie potranno emettere un buono da utilizzare entro un anno o comunicarlo al cliente che non avrà altra possibilità che accettare, o così o nulla.